Lamberto Toscani è il presidente di Conservizi Veneto, l'associazione che raggruppa le aziende dei servizi pubblici locali del Veneto. Ecco, presidente, la crisi economica e lo stato delle aziende dei servizi pubblici locali, qual è dal suo osservatorio la situazione in Veneto? Tenendo presente che le nostre aziende sono aziende con i conti in ordine, che mirano alla qualità del servizio reso, che mirano all'interesse del cliente utente, ma che hanno ben presente di dover dare anche ritorni alla proprietà in termini di dividendi, devo dire che tutto sommato non va male. Certo che i tagli proposti ultimamente dal governo centrale che ricadranno anche sulle regioni, che ricadranno sui comuni e di conseguenza ricadranno anche sulle nostre aziende, non ci fanno vedere rosa. Ecco, quindi si parla di federalismo, il federalismo applicato, e come garantire qualità ed efficienza ai servizi pubblici locali del Veneto? Ma vede, il federalismo è un principio, un'idea, un obiettivo che noi perseguiamo da tempo. Dico noi perché molto spesso quando mi trovo a parlare con i miei colleghi presidenti di conservizi di altre regioni, siamo, devo dire, lo dico con orgoglio e con piacere, siamo tra quelli che si comportano meglio. Abbiamo il più alto tasso di efficienza, pur dovendo ancora migliorare molto, per carità, ma insomma possiamo dire di essere già sulla buona strada come veneti. Quando però si dice che si può fare ancora molto, è assolutamente vero. Come? Ma io sono convinto che lo si debba fare facendo squadra tra di noi, mirando agli accorpamenti e alle fusioni, cercando in più di qualche modo, in più di qualche occasione di essere da pungolo al governo regionale in modo da trovare utile sponda nella soluzione di determinati problemi. Ecco, io credo che tutti questi passaggi vogliano dire federalismo, nel senso che vogliono dire anche guardarsi in casa propria e cercare di migliorare al massimo, anche perché è un federalismo utile anche agli altri, nel senso che se noi riuscissimo ad avere qualche soluzione buona, positiva, possiamo benissimo esportarla, non siamo gelosi delle nostre idee. Grazie.